Buonasera, secondo appuntamento con il dopo partita per parlare del calcio e poi successivamente del basket di Serie A2. Partiamo con la Serie D con l'Imolese, ma salutiamo innanzitutto i nostri ospiti, Gigi Ravaglia, che ormai è già la seconda puntata ma è ospite fisso. Buonasera. No? E l'avete già visto inquadrato, Giuseppe Stancampiano, che è il portiere dell'Imolese. Buonasera. Che è anche fortunato perché arriva dopo una partita straordinaria, ma ne parleremo tra un attimo. L'attimo dopo aver visto i risultati velocemente di questa giornata di Serie D, Girone D, e che ha visto l'Imolese vincere in casa contro l'ex capolista Correggese. La regia adesso ce li proporrà velocemente. Cambia naturalmente un po' la testa della classifica con il Lentigione, lo avevamo detto anche lunedì scorso, che poteva approfittare dello scontro diretto e infatti è andato al vertice. Eccola qua, fra gli altri risultati non ve li leggo perché già tutti li conoscete: Imolese Correggese 1-0, Lentigione San Donato 2-1, il Ravenna torna alla vittoria battendo la Pianese, mentre l'altra squadra romagnola perde nel campo della San Giovanese 3-1, sto parlando della Ribelle. La nuova classifica del girone di Serie D vede in testa a questo punto il Lentigione, tra un attimo la vedremo in grafica, e via via raggruppate ci sono anche le altre squadre. Un po' tutto come previsto, anche se è stata una bella partita quella di ieri. Una partita bella, ma soprattutto una partita, cioè il mister chiedeva di tirare fuori gli attributi alla squadra, probabilmente le ha torchiate a dovere anche in settimana, per premiarli questa mattina gli ha fatto fare allenamento, dopo magari ce lo dirai tu, vero? È così? Sì. Ecco appunto, anche perché vorrebbe eventualmente dalla prossima non solo fare qualcosa di buono, ma togliere quello 0 dalla casella vittorie esterne. Una partita con gli attributi, nel senso che all'Imola mancavano, era piuttosto cerottata, mancavano tanti uomini importanti, Bettati, Siviglia, Ferretti, Tattini, Olivieri. Però il mister non parla di quelli assenti, dovranno conquistare il posto adesso. Però sono 5 titolari e quando ti mancano 5 titolari voglio vedere qualsiasi squadra se non ne risente. È rientrato il signore, capito? Anche se mi hanno detto che ha un problemino alla gamba destra, magari che non è al 100%, però basta la sinistra per calciare, bastano le mani per parare. Poi con la sua esperienza di dietro magari ha dato quella tranquillità anche ai tanti giovani che stanno appunto giocando nell'Imolese, che è importante per una squadra. Tanto dicevo, è bello venire a parlare in TV dopo una vittoria, Giuseppe. Sì, si sta un po' più comodi, diciamo, ma al di là appunto della vittoria noi ci tenevamo a fare una grande prestazione di temperamento, di carattere, per riscattarci della prestazione opaca che avevamo fatto la settimana scorsa. Abbiamo lavorato tanto, è vero con qualche assenza, ma quest'estate è stata molto brava la società, il direttore, il presidente insieme al mister nell'allestire una rosa competitiva in totale nei 24, perché come dice il mister noi lavoriamo ogni giorno per conquistarci il posto e farci trovare pronti senza guardare appunto nell'infermeria, che in questo momento è un po' pesante. Ecco. Anche il secondo portiere deve lavorare per conquistarsi il posto, o adesso il posto è tornato tuo? No, dobbiamo lavorare tutti, assolutamente, da me a Mastro, a Ferro, dai più grandi ai più giovani. Noi vogliamo fare un campionato importante, vogliamo cercare di riempire lo stadio e toglierci tante soddisfazioni da qui alla fine insieme alla società e a tutti i nostri tifosi. Ecco. Perché avete fatto allenamento questa mattina? Una sorpresa, diceva Gigi. Sì, diciamo di sì, perché finora lunedì non ci eravamo mai allenati, ma siccome appunto abbiamo da recuperare tanta gente e questa mattina serviva magari per fare un po' di cure, per cercare di scaricare un po' tutto il lavoro svolto ieri in campo, perché abbiamo corso veramente tanto, e allora poi stamattina tornare al campo e rivedersi dopo una bella vittoria come quella di ieri. Si va volentieri. Ma quando ve l'ha detto? A fine gara ieri? Sì, ieri a fine gara. Domani mattina ci alleniamo. Magari qualcuno aveva previsto di passare la giornata... Più di qualcuno.
più di qualcuno. Voleva tornare a casa ieri sera? Sì, però comunque il mister dopo stamattina ci ha lasciato liberi fino a mercoledì mattina, perciò ci avremo ancora mezza giornata in più da oggi fino a mercoledì. Quindi tutto domani a casa. Ecco, il Molise, che è stata brava, va ricordato anche a sopperire al problema Sicu. Sicu praticamente era stato recuperato, un giocatore importante che però ha avuto dei grossi problemi fisici, era reduce 6 mesi praticamente di fermo per il crociato che gli hanno rifatto, è rientrato 2 partite ottime e ha avuto questo infortunio di nuovo. Sembra un problema risolvibile in tempi piuttosto veloci, però dopo i 5 assenti si è sommata anche questa problematica. È entrato un ragazzino e non l'ha fatto rimpiangere, c'è stato qualche spostamento tattico in campo e non ne hanno risentito. Sì, ci sono stati 10 minuti finali di sofferenza, ma era abbastanza normale, giocavi con la capolista, una squadra importante, una squadra che è stata costruita per vincere il campionato. Perciò lì anche l'Imolese però. Anche abbiamo detto un po' lunedì scorso, no? Abbiamo detto l'Imolese, ci sottraiamo... No, assolutamente. Io ho detto l'Imola è tra le squadre che deve andare ai playoff obbligatoriamente. Poi se si vince direttamente è ancora meglio, anzi sarebbe un exploit. Però ieri il segnale che è arrivato, giovani, vecchi o non vecchi, è una squadra che ha gli attributi, però deve dimostrarlo anche fuori casa. 3 partite, un punticino, qui siamo ancora... Ascolta, la situazione infortunati, poi gli chiediamo come sta effettivamente a Giuseppe. Fortunati... Rientrano o non rientrano, cosa sai? Qualcuno sì, Tattini dovrebbe rientrare, Olivieri ha scontato la squalifica, perciò rientra senz'altro. Il Bomber ne ha per 2 o 3 settimane, si è preso una tacchettata da un ragazzino in allenamento praticamente, si è non so che cosa, scalfito un osso, però i tempi, un paio di settimane brevi, sono abbastanza 2 o 3 brevi. partite. Bettati e Siviglia non l'abbiamo ancora visti. Mi dice un procuratore che Siviglia dovrebbe essere il crack del campionato. Secondo lui l'ha seguito, voleva anche fargli da procuratore e dice questo è un giocatore che fa la differenza in Serie C, per l'Imolese deve essere un valore aggiunto, però come Bettati, che è un giocatore e lui dovrebbe conoscerlo piuttosto bene, che ha voluto, come il signore qui, l'ha voluto il mister, perciò io quando ho chiesto all'allenatore ma magari giocando col fuoriquota non è che l'Imolese abbia un giocatore in meno, giovane in campo, che possa... Mi ha detto, beh, alla fine dell'anno mi garantisce 10 punti. Allora, 10 punti, un portiere che ti garantisce 10 punti vuol dire che è un portiere che fa la differenza, no? È un peso però sapere di dover garantire tutti quei punti. No, è una responsabilità che ti responsabilizza, ma non è di certo un peso, ecco. Io conosco mister Baldini, conosco bene quello che lui vuole da ogni giocatore, perciò per me venire a lavorare di nuovo con lui qui ad Imola è stata una cosa che appunto ho voluto, lasciando Sestri dove ero lì da 3 anni con la società, ero un pilastro, facevo il capitano, ecco, ma mi ha entusiasmato tutta la vicenda Imola, venendo qui quest'estate a parlare col presidente e il direttore. Mi ha colpito, come ho già detto precedentemente, l'entusiasmo e la voglia veramente di fare qualcosa di importante. Bettati lo conosci bene, Siviglia hai giocato in precampionato, perciò Simone... ecco, quanto possono dare questi giocatori? Adesso Ferro lo conosciamo, starà giù 2 partite, però Ferro dopo lo recuperiamo abbastanza velocemente, Tato lo sappiamo, Olivieri in precampionato mi è sembrato un giocatore sopra la media per la categoria. Quando recuperiamo questi 5 giocatori, il livello dell'Imolese, l'asticella, quanto possiamo alzarla? Gigi, quando recuperiamo, lui fa parte della squadra, non è l'opinionista, è già in panchina, sì. vice Baldini, vice Baldini, sennò sicuramente, sì, come dicevi Gigi, sono dei giocatori importanti. Se non sbaglio Siviglia ha fatto negli ultimi 2 campionati quasi 40 gol. Simone Bettati io ci gioco da 4 anni insieme
so quello che può dare in temperamento, lui ancora si può quasi definire un giovane, ma con tanta personalità e con un gran futuro davanti, ma al di là appunto che sicuramente quando recupereremo tutti allora ci sarà da divertirsi ancora di più. In questo momento, come dicevi, anche i giovani che stanno giocando e quelli un po' più esperti come Matteo, come Sicu, che viene mi dicono da quasi un anno di stop, veramente stanno dando qualcosa di impressionante, perché stiamo cercando di sopperire a tante assenze con tanto lavoro e tanta dedizione. Quando rientri nei vecchi però rischi la panchina anche tu. È quello che gli abbiamo un po' detto prima, però non mi sembra preoccupato. No, assolutamente. Io insieme ai miei compagni appunto lavoreremo ogni giorno e ogni settimana per metterci a disposizione dell'Imolese e di Mister Baldini per cercare di fare sempre il massimo. Poi abbiamo un allenatore che farà delle scelte e sono sicuro che farà sempre delle scelte per il bene dell'Imolese. Dici le tue condizioni sul ginocchio? No, non è un ginocchio. Cos'è? Sì, è stato un piccolo stiramento che ho avuto 2 domeniche fa in casa col Mezzolara, e mi ha costretto appunto a saltare la partita e siamo riusciti a recuperare. È a posto? Anche se non diciamo, al 100% ieri, però ha fatto un gran lavoro il nostro fisioterapista, il nostro dottore veramente, perché i tempi erano un po' più lunghi e loro veramente con tanto lavoro mi ha messo in condizione di poter essere a disposizione ieri. Anche perché tra le sue caratteristiche è un portiere coi piedi buoni, nel senso che può fare quasi il libero di una volta, nel senso che alza la squadra, poi con la sua esperienza, oltre a dar tranquillità, appunto, magari riesce anche a metterla, non dovrebbe eccedere in questo, perché tanto per dire 2 partite fa ormai combinava un guaietto andando magari a marcare un avversario che non era il caso. Non era il caso? Cosa dici? Si sente un po' troppo e sicuro. Puoi sempre difenderti dicendo anche un certo Gigi Buffon, ecco, l'ha fatto anche lui. qualche giorno fa, invece di prendere la palla, ha preso qualcos'altro, cioè niente, il vuoto. Nel calcio di oggi appunto noi portieri diciamo dobbiamo per forza di cose ormai essere anche in grado di aiutare la squadra coi piedi, e a me piace tanto mettermi a disposizione appunto dei miei compagni nei momenti di difficoltà, riuscendo ogni tanto a risolvere qualche situazione difficile. Poi è vero che ogni tanto mi piace andarmi a complicare la vita, però quello fa parte un po' del nostro essere. Gigi, in un minuto, poi il secondo minuto lo chiediamo a Giuseppe Stancampiano, la sintesi per chi non ha visto la partita ieri, mentre passano magari le immagini ci riguardiamo il gol di Ambrosini. 20 minuti, ci guardiamo il gol 20 minuti iniziali dove la Correggese raccontami il primo tempo, poi chiedo a Stancampiano. 20 minuti iniziali dove la Correggese non ha capito niente, nel senso che l'Imolese le attaccava, le pressava. L'Imolese dopo la sconfitta con la Ragnanese. È partita la cronaca, ma adesso abbassiamo, siamo in presa diretta. Ecco. Ok, torniamo, è partita la voce di Antonio Montefusco, ma vogliamo solo vedere le immagini. 20-25 minuti veramente alla grande, dove la Correggese, prima della classe, almeno fino a ieri, non ci ha assolutamente capito niente. Poi è arrivato il gol, un gran gol, questo dovrebbe essere il gol, vediamo. Sì, siamo. Un gran gol con. E questo qui poi si vede anche da dietro la porta il gol. Un gran gol, veramente. 22esimo. 22esimo, poi logicamente la Correggese ha cercato di recuperare. L'Imolese non ha rischiato tantissimo, praticamente grosse parate, non me le ricordo, grosse questo parate. È il gol da dietro la porta. Un paio di tiri, c'è stato sì un inserimento che la difesa non è stata prontissima a chiudere, però grossi problemi l'Imolese non ne ha avuto. Ecco. Questa è forse una delle occasioni. È una delle occasioni, però era un tiro abbastanza decentrato. Ha controllato molto bene, continuando a pressare. Poi nel secondo tempo invece c'è stato un momento di sofferenza, soprattutto dopo
l'uscita di Sicu, dove l'Imolese ha dovuto rivoluzionare anche l'organico. Negli ultimi 10 minuti c'è stato questo momento di difficoltà, però sempre difficoltà ragionata, dove l'Imola è anche ripartito un paio di volte, ha avuto un'occasione incredibile, 3 contro 1, e qui appunto volevo chiedergli a Beppe cosa sarebbe successo se avessero pareggiato negli ultimi minuti. Probabilmente li avrei visti o scuoiati oppure rasati quantomeno a 0, perché lì era da chiudere la partita, 3 contro 1, non puoi sbagliare un gol così. Gol, certo. Capito? Però, perché poi succede il caso che arriva, dico una battuta, il rigore al 97esimo e il Bologna pareggia a Roma 1-1 con la Lazio, perché succede anche questo, no? E poi dopo Donadoni giustamente dice ci sono le persone che non hanno capito cosa bisogna fare negli ultimi minuti, non ha dato la colpa all'arbitro. Anche perché due del Bologna erano sul pallone, potevano rinviare, calcio tu, calcio io, nessuno ha calciato. Allora racconta un po' la tua visione della partita, sei d'accordo con quello che ha detto Gigi? Un primo tempo straordinario, un po' di calo anche per via di alcune sostituzioni forzate. Intanto ci terrei a dire che comunque la Correggese è una squadra che finora aveva sempre fatto gol, e questo è un numero importante. Noi ieri veramente nella prima mezz'ora penso che non abbiamo mai rischiato quasi nulla, avendo sempre il pallino del gioco in mano, riuscendo a divertire il nostro pubblico ed arrivando a metterli in difficoltà molto spesso, ecco. Poi c'è stato appunto l'infortunio di Tom, dove siamo stati costretti a cambiare qualcosina, ma anche martedì entrando ha dato subito molta sicurezza e per forza di cose dopo appunto giocando contro la prima della classe è normale che loro hanno cercato di spingere ancora un po' di più, però penso che in linea di massima abbiamo fatto una grande prestazione sia nei momenti in cui dovevamo martellare e anche nei momenti in cui dovevamo essere incudine. Siamo stati belli compatti e riuscendo a portare un gran risultato a casa, ecco. Ti ricordi lunedì che cosa abbiamo detto? Che il pubblico doveva essere trascinato. Ci arriviamo, vai. Ci arriviamo, volevo solo, visto che non l'abbiamo detto, l'ho accennato della classifica, volevo solo ricordare che il Lentigione, poi se vogliamo possiamo anche farla vedere, Lentigione 16, la Correggese era la prima della classe, eccola qua la classifica con tutte le statistiche, ma leggete la colonna in giallo che facciamo prima, Correggese 14, ex prima della classe, l'Imolese adesso è terza assoluta 13, però come avevo detto in apertura c'è grande equilibrio perché Castelvetro e Scandicci 12, Mezzolara, Fiorenzuola 11, Ravenna che risale col Detta Roviga 10, non molto lontano ci sono Ribelle, San Donato e anche la stessa Rignanese che ha incanalato una seconda vittoria importante consecutiva, tutto un gruppone a 9, quindi non c'è una fuggitiva come in altri campionati. Il Lentigione adesso ha questi 2 punti di vantaggio sulla Correggese e 3 sull'Imolese. La settimana scorsa abbiamo detto, ed è anche l'obiettivo di questa trasmissione, di mettere ancora di più riflettori positivi in un certo punto di vista, ma possono essere anche negativi perché possono creare pressione sull'Imolese, e il pubblico deve entusiasmarsi, e c'è stato entusiasmo ieri, anche grazie a chi? Allora, prima di tutto c'era pubblico delle grandi occasioni, la tribuna era colma in ogni ordine di posto, perciò i 1000 erano senz'altro passati ieri abbondantemente, ma soprattutto ci sono stati, non so quanti erano, 200, 300 ragazzini che hanno spinto dal primo minuto all'ultimo. E questo ha diciamo, gasato anche il pubblico dotato. Ho visto dei vecchiettini per dire della mia età, che ieri facevano il tifo, non li ho mai visti alzarsi, gioire, soffrire. Ieri il pubblico era partecipe, è importantissimo. Questi 450 ragazzi del settore giovanile, almeno un terzo la domenica deve essere allo stadio completamente del lavoro che fanno Giuseppe, penso la settimana. La pensi... Ma si sta dicendo, forse Gigi ha ragione, io non so quali siano i problemi, forse i genitori, la domenica questi ragazzi giocano il sabato, la domenica forse devono anche studiare, però io dico le 2 ore della partita domenicale devono essere completamente dell'allenamento. Questi, qualcuno continuerà a giocare a pallone, qualcuno andrà in Serie A, ma qualcuno diventerà anche il tifoso della prossima Imolese, tra 20 anni, 30 anni sarà un tifoso dell'Imolese, perché si sono appassionati questi ragazzi. Sei d'accordo, immagino? Sono d'accordissimo, ieri entrando in campo veramente c'è stato un impatto ottico bellissimo,
con una coreografia dei nostri ragazzi che veramente ci ha dato l'ulteriore spinta, carica e motivazione per cercare a tutti i costi di trascorrere una domenica bella insieme, dando un messaggio importante a tutta la gente che ieri era allo stadio. Ecco, il nostro obiettivo è quello di cercare di portare quanto più gente possibile allo stadio per fortificare ancora di più la nostra casa che è il Galli. Ecco. Prossimo turno. Si torna in Toscana. Non porta bene la Toscana? La Toscana, si sa, campi caldini, però ecco, se ieri avevate gli attributi, in Toscana bisogna dimostrarli. Noi faremo di tutto, ecco, per continuare... San Donato Imolese. San Donato Sì. Tavernello. Continuare sulla striscia di ieri, dare seguito a dalle prestazioni importanti. Cercheremo a tutti i costi di andare a fare la prima vittoria esterna, ci stiamo lavorando, siamo motivati e sereni perché siamo sicuri che riusciremo comunque a fare una prestazione importante domenica. Poi vincere aiuta a vincere. Sono d'accordo. Sono d'accordissimo, vincere ti aiuta, ti dà consapevolezza, ti dà sicurezza e ti aiuta a trovare sempre la vittoria. Io mi ricordo l'episodio di 2 anni fa, noi cominciamo a vincere, trovamo una striscia di 3-4 vittorie e non ci siamo più fermati, ne abbiamo fatte 14 o 16 consecutive, perciò come dici te Gigi, sicuramente vincere ti aiuta ad affrontare la partita successiva con una serenità, ma ci deve essere sempre la cattiveria agonistica. Non volevo interrompervi, volevo solo dire che siamo ormai in chiusura. Chiedo a Gigi in 30 secondi cosa ha detto poi Francesco Baldini a fine gara. Era contentissimo, mi ha detto a microfoni chiusi, mentre, ecco, perché quelli pubblici mentre stavano intervistando un giocatore, siamo usciti, mi ha detto anche se avessimo pareggiato, questa è la mia squadra. Voglio una squadra con gli attributi, voglio una squadra che lotti su tutti i palloni. Oggi ho visto l'Imolese che volevo. Poi, logico che vincere è sempre importante, vincere ti dà nuovi stimoli, vincere appunto aiuta a vincere, però ieri ho visto quella grinta che voglio sempre dai miei giocatori. Gli ho detto, ma vincere con 5 giocatori, non me ne frega niente. Quando mi hanno detto Ferro non può giocare, ho detto, vabbè, Beppe lo recupero un paio di giocatori, non ci sarà il bomber, però ho il portiere, voglio la squadra. E la squadra c'è stata. La squadra ha risposto bene, entreranno dei giocatori importanti e arriveranno risultati allora, importanti. Abbiamo detto della trasferta nel campo del San Donato Tavernelle domenica prossima per l'Imolese. Nella stessa giornata si gioca la partita più importante, forse è Mezzolara Lentigione, mentre la Correggese torna in casa con l'Adriese, il Ravenna gioca nel campo dello Scandicci, la Ribelle ospita il Delta Rovigo. Velocemente, se possiamo vedere anche l'altro girone, che è il girone F, dove ci sono le altre romagnole impegnate, c'è stato un pareggio interessante nel derby, Alfonsine San Maurese 1-1, mentre Romagna Centro ha perso nel campo del San Nicolò 3-0, più o meno sono tutte a metà classifica, anche il San Marino che ha vinto contro la Recanatese 5-4, quella è la romagnola che sta meglio di là, è la San Maurese che ha 11 punti ed è sesta in classifica. Questo appunto è il turno dell'altro girone, il girone F, perché lo ricordiamo anche in questa seconda giornata, seconda trasmissione del dopo partita, ci sono 2 gironi da seguire, noi seguiamo più il girone D con l'Imolese, però ogni tanto dobbiamo dare un'occhiata anche all'altro girone. Ultima cosa in chiusura, la Serie B di calcio a 5, non abbiamo tempo di mostrarvi le partite dell'Imolese, che ha ottenuto il suo primo punto in casa contro il Manzano, 7-7, il primo punto dell'Imolese calcio a 5 in questo campionato che al momento è dominato da una coppia, il Chiuppano e il Favenzia. La squadra faventina è a quota 9, mentre ha perso l'altra capolista proprio nel match clou contro il Chiuppano, Forlì, che ha perso 1-7 in casa e quindi rimane seconda in classifica a quota 6.
È conclusa questa prima parte, grazie a Gigi Ravaglia, adesso arriverà un altro ospite per il giornalismo e grazie tantissimo, in bocca al lupo per Giuseppe Stancampiano per la prossima partita, terra toscana, ed è obbligatorio cavare quello 0, vediamo se chi verrà ci porterà buone nuove. Ieri ha dato l'esempio, ha buttato la sua maglia ai ragazzini in tribuna. Se non hai la maglia per la prossima domenica qualcosa ti porto io, un paglioncino, qualcosa ti porto io. Continua a buttare la maglia che porta bene. Non andate via, continuiamo con la pallacanestro. Seconda parte del dopo partita, con noi per parlare di pallacanestro Serie 2 Alex Ranuzzi dell'Andrea Costa Imola e Riccardo Rossi, che è del Corriere Romagna, ha seguito anche questa trasferta a Iesi. E andiamo subito da Riccardo che ci racconta questo risultato finale: Aurora Basket Iesi 72, Andrea Costa 69. È stata una partita amara per Imola, perché Imola è rimasta avanti praticamente per 38 minuti e 10, poi ha subito il primo vero sorpasso di Iesi su una bomba di Benevelli quando mancava 1 minuto e 50 e dopo non è riuscito più a riprendere la partita. Ha avuto anche il tiro proprio allo scadere Brandon Norflet per portare la partita ai supplementari, tra l'altro anche un buon tiro centrale, l'ha sbagliato. E quindi diciamo che Andrea Costa è rimasta purtroppo con poco tra le mani. È una partita che, ripeto, aveva controllato, ma che purtroppo, e qui parlo di sensazioni, non aveva mai dato l'impressione di riuscire veramente a uccidere. L'impressione era quella, insomma, che quando gli avversari fossero davvero arrivati a una spanna si sarebbe fatta dura. Infatti così è stato, perché, ripeto, poi per 38 minuti e 10 Imola la partita l'aveva controllata. Come con Recanati, scusate, dove invece aveva spesso inseguito ed era andata avanti nel finale, il risultato con dinamiche diverse però è stato lo stesso. 18-22, 30-37, 47-53, 72-69. Cosa è andato storto in questo finale, Ranuzzi? Bella domanda. No. Stanchezza, calo di concentrazione, il pubblico che via, loro che sono aumentati. Come ha analizzato Ticchi? Ha detto qualcosa a fine gara? No, a fine gara non ha detto niente, però io mi sono fatto l'idea che sicuramente loro hanno trovato un po' più di fluidità rispetto a noi. Cioè noi magari ci sono state un paio di azioni difensive che abbiamo tenuto botta, ma non siamo riusciti a convertire il vantaggio difensivo in attacco con un canestro, con dei punti facili. E loro ne hanno un po' approfittato. Come un'analisi un po' difficile, perché comunque, a parte la battaglia a rimbalzo che loro l'hanno vinta di 9 possessi, noi abbiamo avuto un rapporto assist palle perse migliore, i tiri, il numero di possessi più o meno è stato lo stesso, quindi mi viene da dire che fra questa partita e la partita d'Ancona contro i Recanati ci è mancata anche un po' di fortuna, quindi io non è il momento di sperare, so che siamo 0-3, e non è un buon momento, perché alla fine concretamente contano i 2 punti, però è anche un momento dove analizzare i miglioramenti, dove analizzare il lavoro, dove analizzare le cose buone fatte, e domenica si sono viste le cose, i miglioramenti, le cose buone che abbiamo fatto, che abbiamo migliorato. Infatti difensivamente abbiamo retto molto meglio rispetto alle 2 partite precedenti. Secondo me bisogna avere pazienza e fiducia nel lavoro che facciamo e aspettare, avere pazienza che un po' la luna giri anche dalla nostra parte. Risultati con la grafica di questa giornata, la terza di A2, che vede Forlì vincere con Treviso 72-71, l'ha contato Bologna che batte 89-83, un altro derby interessantissimo, l'Orassi Ravenna, e poi fra le altre abbiamo già detto di Iesi Imola, la Segafredo Bologna che batte 92-64 Mantova. La nuova classifica, la Virtus
Juventus a 6 con Iesi, a 4 Ravenna, la Fortitudo, Forlì e via via tutte le altre, compreso anche Treviso, e Imola a quota 0. Guardando però qui io vedo Bologna, Segafredo e Aurora Iesi hanno già giocato contro Imola, quindi avete comunque giocato con due squadre che sono là in questo momento. Sì, al momento secondo me Iesi è in un momento di fiducia molto positivo. Forse era più alla portata di Bologna, ecco. Sì, sì, esatto, esattamente. Quindi dipende anche il momento in cui affronti una squadra durante il campionato. La Virtus sicuramente è difficile giocarci contro in qualsiasi periodo dell'anno. Con Iesi, considerando la costruzione della squadra e i giocatori che giocano in tale squadra, l'abbiamo affrontata nel momento peggiore, dove magari loro, avendo vinto a Mantova e in casa, quindi vengono da un momento di di grande fiducia, sicuramente non era un buon momento per affrontarli. E quindi noi adesso probabilmente è un momento in cui manchiamo un po' di fiducia, ma bisogna uscirne, quindi pochi problemi, poche seghe mentali, bisogna avere veramente, io sono un gran lavoratore e anche pratico, direi. E credo tanto nel lavoro. Nel lavoro, poca teoria, esatto, molto lavoro, impegniamoci. Poche parole, pochi fronzoli, continuare ad aver fiducia nel nostro lavoro. Riccardo. Queste parole di Alex credo che siano da sposare in pieno, cioè non è certo il momento dopo 3 giornate per Imola di perdere il lume della ragione o di lasciarsi andare dai drammi. È chiaro che il tifoso quando perde le partite ne soffre, è chiaro che magari il tifoso quando perde le partite già sui social comincia magari a cercare nel mercato la valvola di sfogo magari per eventuali lacune della squadra. Allora, intanto bisogna chiarire che da anni il mercato, diciamo da queste 3 stagioni di A2 il mercato è cambiato, si può inserire un solo giocatore arrivando a gennaio e soprattutto gli americani non si possono sostituire praticamente, perché se tagli un americano lo puoi sostituire solo con un altro americano già in possesso del visto, cioè già tagliato da un'altra squadra, quindi in questo momento nessuno. Quindi diciamo che anche gioco forza il mercato non è la soluzione per queste 3 sconfitte. Poi dopo è chiaro che... Posso fare un appunto? Poi non è neanche l'idea di base dell'Andrea Costa. Assolutamente no. Pensare al mercato, di solito non interviene sul mercato se non ci sono casi straordinari, almeno in queste 3 stagioni. In queste 3 stagioni, ed è stata anche una linea vincente, inaugurata diciamo dall'arrivo di Ticchi, soprattutto anche nei momenti peggiori in cui c'erano degli infortunati, non si è mai fatto ricorso al mercato. È chiaro che il tifoso si ricorda forse anche dei campionati in cui si buttavano e si toglievano giocatori come se fossero le figurine della Panini, però non è così, ma ripeto, al di là della difficoltà proprio regolamentare non è neanche la soluzione secondo me giusta da percorrere, cioè campionato lungo, bisogna avere calma, bisogna aspettare che certi giocatori, mi riferisco magari in particolare ai 2 americani, crescano, poi al tempo stesso non bisogna secondo me neanche nascondere dietro un dito certe lacune o comunque certe difficoltà, soprattutto a livello fisico, ci sono, perché nella costruzione della squadra, che è stata fatta anche con un po' di coraggio, queste lacune sono emerse nelle prime 3 giornate anche con la differenza rimbalzi. Adesso recito un po' a memoria perché è un'altra cosa che ho guardato prima velocemente, ma 119 rimbalzi, 79 in 3 partite a favore degli avversari, intendo come conto globale, sono una bella differenza. Qui un lavoratore dovrebbe dire hai ragione, i numeri non si smentiscono. Sì, i numeri non si smentiscono, ma abbiamo la squadra impostata in un modo che sapevamo già quest'estate che avremmo potuto soffrire a rimbalzo, però la nostra mancanza di stazza fisica e di peso poteva essere sopperita attraverso un'aggressività maggiore difensiva e un gioco più veloce, quindi ti portava a sopperire il gap a rimbalzo con un maggior numero di possessi, un maggior numero di palle recuperate. In effetti anche la partita di ieri
penso che noi abbiamo avuto 70 possessi, loro 73, la differenza non troppo grande, se non mi sbaglio. E quindi è un'impostazione diversa, cioè, è proprio la squadra è stata costruita in modo completamente diverso rispetto a una squadra canonica. Ed è da stimare il coach Ticchi per questa scelta coraggiosa e bisogna avere pazienza. Io vengo da anni in cui abbiamo sempre, tipo mi ricordo l'anno di Mantova, nel primo anno di Silver, che facemmo un girone d'andata abbastanza disastroso e poi finimmo secondi e vincemmo la Silver ai playoff contro Casal Pusterlengo, quindi bisogna dare tempo al lavoro e alle idee per far sì che si applichino. Riccardo, secondo te dopo queste 3 partite l'Andrea Costa è comunque migliorata o è ancora un po' indietro, cioè statica? No, migliorata. Hai visto il miglioramento ieri? Ieri un miglioramento c'è stato evidente rispetto alla partita con la Virtus, che era stata molto negativa. Un miglioramento c'è stato il rientro di Borra. Adesso che secondo ti me chiedevo anche di Borra, esatto, è comunque tra le cose da mettere nel bagaglio dei progressi. La squadra, ripeto, la partita l'ha sempre o quasi avuto in mano e anche in difesa ha fatto vedere di più. Purtroppo il problema dei rimbalzi incide in queste partite perché a Recanati, se ricordo bene, 17 punti presi da seconda possibilità, cioè in pratica i possessi costruiti dopo un rimbalzo offensivo almeno sono stati 17 contro 3 a favore di Recanati e Imola ha perso di 1. Ieri Iesi ha fatto altri 13 punti su questi rimbalzi offensivi, di cui 10 nella seconda parte. Credo che Alex stesso si ricordi nell'ultimo quarto 2 o 3 situazioni di canestri pesanti, la bomba mi sembra di Bowers e un canestro di Davis nel finale, in cui magari avendo tirato giù il rimbalzo lì Imola forse la partita cambiava. Bisogna limare queste cose, perché io capisco la scelta fatta in estate, capisco il discorso di un basket diverso, però alla fine il basket è così da una vita, cioè i lunghi servono, i rimbalzi bisogna prenderli giù, perché giocare in velocità, fare più possessi degli altri, fare contropiede, è bello dirlo, però poi farlo... A proposito di lunghi, e l'hai citato, Jacopo Borra, tempi per vedere non dico al 100%, ma al 90%, ieri come ti è sembrato? Ieri molto bene, considerando che era un giocatore che, vado un po' a memoria, nelle ultime 4-5 settimane si è allenato 3 volte, cioè gli ultimi giorni della settimana che ha portato a Iesi, molto bene, ha giocato 17-18 minuti, ha segnato 7 punti, mi sembra che abbia anche catturato 6 o 7 rimbalzi, ti ripeto sempre un po' a memoria, quindi impatto ottimo, ha giocato sicuramente anche sul dolore, quindi questa è una cosa di cui gli va dato merito, molto molto positiva. Purtroppo, mi ricollego al discorso di prima, il rientro di Borra risolve tante cose, però Borra dai cambia Maggioli, quindi comunque è la mancanza di quel 4 in grado di cambiare 2 ruoli che Ramoni l'anno scorso manca in questo momento. Sei fiducioso nonostante le critiche di Riccardo su questo assetto? Perché qui l'ha detto in maniera molto semplice, però ha parlato di assetto, di cambi, c'è qualcosa che non gira come dovrebbe. Il basket, l'ha detto, no? È sempre quello, non è che puoi cambiare. Io gli voglio rispondere dicendo che la storia ha sempre visto i grandi innovatori come dei folli. E poi li hanno sempre smentiti. Sì, ma dopo anni. Vabbè, i tempi dello sport sono più brevi, veloci, sono più brevi, per carità. Però io ho fiducia nel coach, nelle sue idee, e se no non sarei qua, perché se non avessi avuto fiducia e se non mi avesse convinto, avessi avuto argomenti validi, non sarei qua a giocare da finto 4. Quindi... porta pazienza, gli rispondo così. Beh, porta pazienza, aspetta, poi ti aspettiamo al varco, non ti preoccupare. Senti, Riccardo, la pazienza è sempre una bella dote. Io l'ho chiesto un po' anche lunedì scorso, ma è poi da quest'estate che si dice, questo è un girone che è una Serie A1, cosa dici? Beh sì, il livello anche rispetto all'anno scorso si è alzato. Ci sono tante società che puntano ad andare in Serie A, o comunque tante società che hanno allestito il roster con un budget elevato, quindi
bisogna veramente scendere in campo con il coltello tra i denti, perché adesso hai guardato la classifica prima, Iesi, se qualcuno avesse detto a inizio stagione che fosse stato a punteggio pieno dopo 3 giornate sarebbe stato preso per pazzo. Io per primo l'avevo messa ampiamente in lotta per la retrocessione, poi sono passate solo 3 giornate, però, sarà ancora lì però hanno vinto 3 partite e hanno dimostrato una certa solidità, quindi... Come c'è qualche squadra a 2 che probabilmente doveva essere a 6 o almeno a 4, no? Poi purtroppo, riguardiamo la classifica. La riguardiamo, purtroppo questo... A 0 con Imola c'è Mantova, ma a 2 ci sono Verona, Ferrara, sì. Trieste, insomma squadre che potrebbero dare qualcosa di più. Purtroppo la tua classifica. Questo è un campionato equilibratissimo e i finali punto a punto fanno la differenza. Imola ne ha persi 2, l'anno scorso stessa situazione, a inizio stagione le partite... Ricordo bene con Recanati e Fortitudo furono vinte anche in modo rocambolesco e quindi la differenza che dicevo prima, a volte la fortuna gira in un modo, a volte la fortuna gira in un altro, come Forlì. Forlì ha vinto le 2 partite in casa che ha vinto, le ha vinte all'ultimo tiro. Penso la prima partita con Ferrara per una stoppata di Crockett su Moreno, e questa è l'ultima partita per un tiro allo scadere di Blackshear. Se il tiro allo scadere di Blackshear non entra, se la stoppata di Crockett non va a buon fine, sono pari a noi, non è... C'entra anche la fortuna, secondo me, è uno sport basato sugli errori questo. Chi sbaglia meno vince. O chi fa meglio. O chi ha il colpo di classe finale, no? Esatto, e rientra in quelli che sbagliano meno. E la fortuna a volte rientra in questo ambiente. C'è un'altra trasferta nel prossimo turno, no? Tanto il momento non facile, si va di nuovo fuori a Roseto. Campo difficilissimo. Squadra Abruzzo, campo dove c'è una grande tradizione di pallacanestro, difficile giocare a Roseto. La squadra è una buonissima squadra che adesso appunto ha 2 vittorie e 1 sconfitta, è fatta da giocatori di esperienza e giocatori americani molto validi, però noi non dobbiamo guardare in faccia a nessuno, dobbiamo pensare a noi e ai 2 punti che ci servono. E dobbiamo allenarci come la settimana scorsa, che ci siamo allenati veramente bene, veramente tosti, veramente aumentando l'intensità e la fisicità dell'allenamento. Io credo che se la settimana andrà come la settimana scorsa, di allenamenti, crescete ancora un po'. Cresciamo ancora un po'. Ecco, prima Riccardo alla domanda su Borra mi ha detto che l'ho visto molto bene. Secondo te può ancora migliorare? Perché io non pensavo dopo 3 allenamenti potesse essere già positivo per 18 minuti. No, è stato bravissimo Jacopo perché quelli sono centimetri. Sono centimetri, sono chili. C'è un problema fisico del genere su un giocatore di 1,80 m che pesa 80 kg, è diverso rispetto a uno di 2,15 m che ne pesa 110. È molto diverso. È stato bravissimo Jacopo, ha dato un gran segnale alla squadra, alla società e ai tifosi che lui vuole esserci, è presente, ci ha dato una mano e io vi assicuro, so cosa vuol dire giocare sul dolore e lui ieri ha giocato tanto sul dolore ed è una cosa che in pochi fanno, quindi ci ha dato una grossa mano, peccato che non è bastata, però io ho fiducia in Jacopo che è un bravissimo ragazzo, ha intenzioni, si sforza proprio di aiutarci e anche qua bisogna avere pazienza nel processo di recupero perché è molto importante per il nostro sistema. Riccardo, andrai a Roseto? A Roseto adesso ci pensiamo nei prossimi giorni. No? 2 arrosticini, approfittane per mangiare 2 arrosticini. No. Vediamo, ci sono problemi logistici in questo caso, comunque è una partita che Imola può giocarsi tranquillamente, secondo me. Roseto è partita bene, però anche aggiustato un po' la squadra in queste settimane inserendo l'americano che forse debutterà proprio contro Imola, credo, quindi anche Roseto credo debba cercare un po' gli equilibri che in questo inizio stagione non sono mai definiti. Amoroso che è un 4 comunque di categoria
alla grande, vediamo, è anche un campo difficile. L'anno scorso Imola ci mise in modo rocambolesco dopo essere stata sotto anche dei 17-18 punti. Credo che in questo momento la cosa fondamentale sia fare un'altra bella partita, poi dopo il risultato può dipendere da dei dettagli. È chiaro che io cerco sempre di fare l'altra parte della medaglia. Allora è vero, Imola ha avuto sfortuna, è vero che su altri campi squadre hanno vinto magari con dei canestri rocamboleschi, però non è un caso se Blackshear e Bowers che i canestri li fanno, e magari Imola quel giocatore lì, intendo particolarmente in Con e Norflet, non ce l'ha ancora. Bisogna lavorare perché questi due giocatori diventino probabilmente il riferimento nei momenti caldi e decisivi, quando un pallone fa la differenza. L'anno scorso lo era Carvel Anderson, che era un bel salvagente per tutti, e quest'anno deve ancora trovarlo Imola. Vediamo cosa succederà, ne parleremo lunedì prossimo. Ricordo che oltre a Rosetto, Andrea Costa Imola, c'è anche la Virtus Bologna che ospita Ravenna, mentre Forlì gioca ancora in casa contro Udine. Ferrara va a Mantova, un po' queste le partite più interessanti. C'è anche Treviso contro la Fortitudo, ormai le ho dette tutte perché è difficile scartare. Lasciarne fuori. Ne ho lasciate fuori due. Che ritengo meno importanti, però potrei dire anche quelle due. Ma sono tutte piazze. Udine contro... c'è Udine contro, l'ho persa di vista, c'è Verona Trieste che ho lasciato indietro, e Chieti-Iesi. No, è un campionato questo bellissimo, secondo Perché me. Udine gioca a Forlì, è bellissimo. Questo è Giusto per non Udine a dire Forlì, attenzione. Recanati Piacenza, anche adesso le abbiamo dette tutte. È un campionato, secondo me, questo bello, stimolante, molto stimolante. Ci vediamo lunedì prossimo con il dopo partita. Grazie ad Alex Ranuzzi, grazie a Riccardo Rossi che tornerà a farci compagnia in una delle prossime puntate, sempre qui dagli studi di Imola. Buona serata!